A Roma arrivano i robot nel più grande evento europeo sull'innovazione tecnologica fra scienza, fantascienza e divertimento. Il servizio è di Maria Leitner. Sono arrivato a Roma lo scorso aprile. Sono un robot sociale e mi piace interagire con le persone. Alto 1,20 m, si muove grazie a ruote, laser e sensori sonar. Al Salone Europeo dell'Innovazione a Roma i piccoli e grandi umanoidi sono un'attrazione anche per i ragazzi e i bimbi più giovani. L'obiettivo dei nostri progetti è quello di attrarre i bambini verso queste nuove tecnologie, imparando giocando tramite i robot. L'innovazione come spinta verso il futuro, con nuove prospettive di lavoro e sfide che vedono l'Italia posizionarsi in alto come portatrice di idee e creatività. Uno dei trend, la realtà virtuale, che ci fa entrare in mondi come quello di Leonardo da Vinci e vedere come fossero reali ora le sue invenzioni. È un modo per avvicinare le nuove generazioni alla cultura attraverso uno strumento che loro utilizzano ogni giorno. Ciao, ora mi riposo un po'. Si tratta di un trasporto innovativo ad alta velocità per le merci. È una capsula che non ha attrito con le due guide con il motore elettrico lineare ed attraverso una depressurizzazione dell'ambiente esterno raggiunge i 1500 km/h. Dalla manifattura digitale agli alimenti del futuro, qui si studia il DNA dei cibi, permettendo di capire cosa contiene con precisione il prodotto alimentare. Con il giardino idroponico, utilizzando solo l'acqua, luce e sali minerali, possiamo far crescere la pianta forte e ricca come avviene in natura.